Sul via libera del Senato alla fiducia sul decreto superbonus. Ma sul superbonus evidentemente il governo vuole mascherare i propri fallimenti, quindi si aggrappa al superbonus, tra l'altro litigando internamente come è ben noto, però non tiene conto dei danni che fa a famiglie e imprese, ancora una volta. Ma ormai è una costante, pensiamo agli extra profitti, anche lì non si tiene conto del fatto che ci sono famiglie, imprese in difficoltà, c'è stato un caro mutui, addirittura molte case vanno all'asta e il governo non riesce a prendere un euro dalle banche. Presidente, in Europa il movimento ha perso dei pezzi, strada facendo. Quale sarà il gruppo parlamentare, il gruppo europeo che sceglierete? Ma noi siamo in dialogo, stiamo riflettendo, come ho già detto, avrete delle sorprese, stiamo facendo un lavoro istruttorio preparatorio, ci saranno delle sorprese ma non le posso anticipare a Cipicchia, quindi dovete attendere un po'. Ma sicuramente quello è certo, avremo un gruppo di europarlamentari che saranno determinati per una svolta verso la pace, per contrastare la corruzione, l'abbiamo vista anche in Europa col Qatargate e altri scandali, per completare, continuare una transizione verde, senza costi ovviamente, finanziando e limitando l'impatto quindi su famiglie e imprese, e ovviamente vogliamo un'Europa anche contro l'austerity e un'Europa per riconoscere a tutti i pieni diritti, e soprattutto dobbiamo adesso tutelare gli organi di informazione, la libertà di stampa a qualsiasi livello. Ecco, a proposito, parlando di par condicio, qualche giorno fa lei ha raccolto l'invito eventualmente di andare da Mentana, mentre il confronto da Vespa si terrà soltanto tra Schlein e Meloni. Il suo pensiero? Ma guardi, la devo aggiornare. La GCOM in pratica ha statuito che il confronto Meloni-Schlein era un confronto che non rispettava la parità di trattamento e di condizioni rispetto alle altre forze politiche. Di fatto adesso, poco fa, ho saputo, la RAI l'ha dovuto annullare. Non è una bella figura, perché di fatto si è tentata con questo marchingegno una polarizzazione in un sistema invece elettorale che è di proporzionale puro, dove ogni forza politica corre per sé. È un peccato, insomma, che non abbiano voluto applicare il buonsenso e abbiano dovuto attendere Meloni e Schlein una pronuncia della GCOM. Mentana ha offerto invece la possibilità di un confronto rispettando la parità di condizioni, quindi allargato a tutti i leader. È per questo che ho accettato l'invito di Mentana. Giorgia Meloni, cosa farai? Invece per quanto riguarda il territorio, no? Il gruppo dei 5 Stelle qui ha un po' Eccolo qui. anticipato, Vedete qui. ha un po' Bello, anticipato, fiero, folto e orgoglioso. ha un Dite. po' anticipato i tempi rispetto a quella che è stata poi l'alleanza nazionale con il PD, no? La Franco-Lucci con Ricci hanno nel 2019 sancito un patto che poi è stato da traino per il nazionale. Ma guardi, per quanto riguarda, sì, qui è stata anticipata una traiettoria, c'è un'esperienza amministrativa dove noi abbiamo portato dei risultati di cui siamo orgogliosi, su vari progetti ovviamente in linea con la nostra sensibilità, trasparenza, la possibilità di coinvolgere i cittadini in progetti utili, curare anche l'aspetto della transizione, sostenibilità ambientale, abbiamo promosso varie iniziative in campo culturale e dell'innovazione. Quello che è importante è proseguire questo dialogo ovviamente con rispetto reciproco della pari dignità e la possibilità ovviamente di approfondirlo, perché se ragioniamo poi in vista anche di una prospettiva nazionale dobbiamo costruire una forte alternativa alla destra ed essere competitivi. Per fare questo occorre riempire un progetto di contenuti e non dire semplicemente unità, stiamo insieme. Per fare cosa? Lei lo sosterrebbe Orlando in Liguria? Ma si figuri per come siamo fatti noi, si metto a parlare di candidati in Liguria. Innanzitutto adesso il primo tema è auspicare che Totti ne tragga subito le conseguenze. Pensare di fare il governatore dagli arresti domiciliari mi sembra fuor d'opera. E in ogni caso, con tutto il rispetto alle sue ragioni e ai suoi diritti che potrà far valere in sede processuale, in questo momento noi dobbiamo prendere atto che quello che sta emergendo è un sistema, un modo di far politica dove addirittura si rischia di non rendersi conto di quello che è il confine dell'illecito e dell'illecito. Ci si abitua a negoziare con gli imprenditori
quelli che sono gli interessi pubblici vengono mischiati, contaminati con quelli privati e a quel punto lì si crea un sistema in cui, voglio dire, più che singoli episodi è il sistema che preoccupa della vicenda ligure. In questo momento quindi, al di là di quello che è l'attualità, ovviamente noi ci batteremo sempre per rafforzare i presidi anticorruzione. Questo è un problema nazionale abbastanza evidente, ormai l'ha detto anche l'ANAC nella relazione annuale, un comune su 4 sopra i 15.000 abitanti è ormai coinvolto in casi di corruzione, 1 su 4. Per questo noi abbiamo lanciato questo problema da tempo, dall'inizio di dicembre, la questione morale. Detto questo, si figuri se mi mette a parlare del candidato prossimo della Regione Liguria. A noi interessano i temi, i progetti, cercare di capire il perimetro per costruire un progetto politico serio e per quanto riguarda ovviamente compagni, persone, forze politiche affidabili. Questa è la cosa più importante. L'ultima cosa sarà il candidato. Grazie. Grazie.